Euroregione News. Si accendono i riflettori sui concerti a Villa Manin. L'estate dei concerti in Friuli Venezia Giulia si arricchisce di un'innovativa proposta che vedrà il cortile d'onore di Villa Manin ospitare una serie di grandi interpreti musicali. Lasciamo la parola al sovrintendente Piero Colussi. Sono tutti nomi di grande prestigio. Partiamo con Pat Metheny, che è una star della chitarra jazz americana, per passare poi a Pierpaolo Capovilla, che è un po' il nome nuovo della musica dei cantautori italiani. E poi nomi come Vinicio Capossela e come Fiorella Mannoia non hanno bisogno di presentazione. Glauco Venier, pianista che tutti conosciamo, che è nato a 2 passi da Villa Manin. Chiusura col botto, il trio All Star composto da Paolo Fresu, la miglior tromba europea, Omar Sosa, un pianista cubano pirotecnico, e Trilo Gurtu, un percussionista che ha suonato praticamente con tutti. Finale con botto e sorpresa. La vera sorpresa, secondo me, sarà questo Bombino, che è un chitarrista che viene dal Sahara, è un chitarrista Tuareg. A Pordenone sono già tutti in movimento, dove c'è la più grande comunità Tuareg italiana, per seguirlo. Un festival dei festival nel rispetto dei tanti eventi estivi. Pensiamo che anche in un prossimo futuro ci sia la necessità di un migliore coordinamento a livello regionale per evitare sovrapposizioni. Avete ascoltato Euroregione News.